Buonasera da Giovanni Poggi e benvenuti all'Unipol Arena, sesta giornata di LBA, è quasi testa a coda tra Bologna e Treviso, entrambe con tanti motivi per tornare a vincere. Con Zizic, aiuto Pojlica, poi Clyburn nel caos dell'aria, fuori per Achele, piede a posto e bomba, a segno! Clyburn si arresta, prende il tiro in transizione perfetto. Will Clyburn con la bomba, prima fuga. Pojlica subito per Bowman, ribaltamento, Olisevicius attacca Achele, poi virata, finta, assorbe il contatto con Achele, segna con il fallo. Un'altra bella giocata del lituano. Olisevicius attacca l'area, poi rischia di perdere il pallone. Bowman lo torna a servire, tripla di Olisevicius che vale il -5, dimezzato lo svantaggio. Olisevicius torna a staccarsi e torna a prendere la tripla, ancora a punire Shengelia per attaccare l'area, raddoppiato, Paiola di tocco, Tucker alla fine prende lui la tripla e la segna Rajan Tucker. Makura, corridoio, poi scarico fuori per Harrison, ritmo tripla, con Tucker in ritardo, Treviso martella tantissimo dalla lunga distanza. Clyburn, piede a posto per la tripla che si prende in segna con troppa facilità. Clyburn fuori, brutta apertura, recupero di Makura che poi scivola, è bravissimo però a tenerlo in campo, poi retroschiena per Mascolo, finta, fuori, Olisevicius si prende la conclusione, l'azione perfetta di Treviso. Morgan corridoio per andare fino in fondo, contatti ma alla fine riesce a segnare, mostra i muscoli, Matt Morgan. Tucker e Paiola in campo per la Virtus, 5 secondi, 4, Mascolo arresta il palleggio, Olisevicius si gira, segna allo scadere del primo tempo il canestro del +6. Ci è capitato praticamente tutte le partite di essere in vantaggio a fine del primo tempo, dobbiamo continuare a partire forte il terzo quarto sapendo che il valore della squadra che è Bologna, quindi bisogna stare tranquilli e fare le cose che dobbiamo fare. Poi fa una gran bella giocata, scarico sotto per Momo Diouf che firma il 6-0. Morgan dall'altra parte, scorribanda, poi Cordinier angolo per rispondere subito. Isaiah Cordinier, botta e risposta, Virtus. Clyburn, finta, attacca l'area, fuori per Morgan, ritmo, piede a posto per la tripla di Matt Morgan che vale il sorpasso della Virtus. Cordinier con recupero, pronto a decollare Isaiah Cordinier per il +7 Virtus. Makura dentro fuori, errore, poi rimbalzo di Clyburn nelle mani di Morgan, taglio Shengelia, Morgan poi si arresta, dentro fuori la sua tripla, poi dentro Matt Morgan. Anticipo di Torresani che poi può anche andare fino in fondo, che di secondi ne ha 7 e alla fine lo fa con la schiacciata importante per Treviso anche a livello di morale. Bravo Torresani. Olisevicius uscita, non prende il tiro, fuori per Mezzanotte contro Tucker che prova a stare dietro a Mezzanotte, fa una gran bella cosa per Aston che arriva forte a schiacciare Treviso a -5. Paiola, poi Aston sbattuto via, Diouf con il fallo porta a casa anche il ferro. Uscita di Bellinelli, eccolo qui che riceve un'altra volta Bellinelli ancora con la bomba. Olisevicius frana a terra, poi apertura Bowman, tripla in faccia, Tucker a segno. Poi Olisevicius chiuso, Torresani schiaccia per Bowman in angolo, in ritardo Mongari, Bowman segna la bomba per il -8. Clyburn contro Harrison, bel duello tra i due, Clyburn poi si trova lì vicino al ferro e alla fine c'è sempre lui, c'è sempre Diouf.
sbaglia la tripla, vince la Virtus 104-97 sulla NutriBullet Treviso. Complimenti prima a Treviso che hanno fatto una partita veramente buona, anche Olisevicius, però siamo stati bravi noi che siamo stati compatti per 40 minuti, che di solito questo è il nostro un po' tallone d'Achille, però siamo stati bravi, uniti e abbiamo giocato di squadra.